Bentornati a un nuovissimo aggiornamento per quanto riguarda le termiche, soprattutto questa ondata di caldo, con accenno anche di qualche temporale. Gli ultimi giorni del mese saranno contraddistinti da una nuova ondata di caldo africana che si estenderà fino alla Francia e al nord Europa, portando, pensate, un caldo significativo proprio sull'Europa occidentale, a valori che supereremo anche i 42 gradi sulla Spagna. Poi vi accenno come le condizioni di siccità stanno peggiorando e così anch'esso anche il rischio di incendi. Quindi attenzione, infatti possiamo vedere proprio come si accumulano questi valori di siccità su gran parte dell'Europa occidentale, peggiora quindi a conseguenza e causerà quindi un'affa veramente elevata e notiamo infatti poi come le termiche saranno appunto condizionanti soprattutto sull'Europa occidentale, l'Italia comunque anche compresa, 36 gradi e oltre. E guardate comunque la giornata di lunedì come sarà contraddistinta. Avremo sempre la persistenza dell'anticiclone africano, ma come dicevo nel video precedente, l'aumento dell'attività convettiva, quindi lo sviluppo di multicelle temporalesche che andranno proprio a formarsi sui settori montani, e poi nella giornata di lunedì potranno anche estendersi fino a settori di alta pianura e pedemontana entro la serata, soprattutto in questo caso sull'Alto Veneto e sul Piemonte. Queste le aree un po' più favorite, mentre come vedete la giornata di martedì avremo tempo soleggiato sempre al mattino, qualche temporale residuo potrà interessare nella nottata, pensate anche il nord-est, le pianure anche del nord-est, previsione ancora comunque di certa quella di martedì. In questo caso non avremo comunque nessun calo termico, saremo sempre sopra la media. Io vi ricordo però le punte di 40 gradi si registreranno sull'Europa, a diversa invece quella orientale. Vedete come scendono questi impulsi un po' più umidi atlantici, potranno interessare anche nei giorni successivi da mercoledì in poi, soprattutto mercoledì pomeriggio sera, le zone di ancora alta pianura, anche i settori appenninici centrali, quindi anche del Lazio, e questo potrà portare quindi a un maggior sviluppo di temporali pomeridiani. Saranno comunque i classici temporali di calore mischiati comunque anche ad aria un po' più umida atlantica, che prova in questo caso a smorzare l'ondata di caldo che potrebbe subire un ulteriore indebolimento dal 5 luglio, ma attenzione perché questa è una incertezza ancora davvero elevata, troppo distante per prevederla. Ci aggiorniamo in corso dei prossimi aggiornamenti meteo.